Arriva scortato dai motociclisti della polizia in una bara bianca coperta da rose bianche e indaco Jacopo Venzo. È un silenzio assordante quello che lo accoglie nel parcheggio del CMP Arena di Bassano. Accanto a Jacopo la sua famiglia, mamma Jessica, papà Francesco, i fratelli Elisabetta, Cesare, Filippo, Celeste, Tommaso, il più piccolo, stretto alla mano della mamma. Nel palazzetto arriva anche la bice arancione di Jacopo accanto all'altare durante tutta la celebrazione. Un dolore grande e composto, quello che tutti i 1500 presenti nel palazzetto vivono. A celebrare il funerale di Jacopo, strappato alla vita a 17 anni durante la sua prima stagione da juniores, in una discesa durante il Giro dell'Alta Austria, è Don Francesco Andolfatto. Sono le comunità neocatecumenali a cui appartiene tutta la famiglia di Jacopo a sorreggerli. Prima della celebrazione il saluto di papà Francesco al microfono con mamma Jessica, che inizia con un ringraziamento. Portate pazienza, ringrazio tutti quanti. Jacopo è morto in una circostanza particolare, è morto da atleta, è morto in una gara ciclistica, come tutti noi sappiamo. Allora in questi giorni tanti pensieri mi passavano per la testa. Mi è venuta in mente una preghiera che ha fatto Giovanni Paolo II nel 2000 in occasione del Giubileo degli sportivi. È la fede a sorreggere questo momento, spiega con calma Papa Francesco, nessun superpotere. E su Jacopo racconta. Per Jacopo il ciclismo non era un assoluto, ma era un mezzo per esprimere la sua personalità. La persona è colui che ha un ruolo, che ha uno scopo nella vita, che ha una missione. Questa è la pienezza della persona, animato da una grande passione agonistica e da un forte spirito di condivisione, di fratellanza. E nel palazzetto tanti giovani ciclisti presenti, sulla bara di Jacopo le maglie delle due squadre, l'affetto degli amici testimoniato da un cartellone pieno di foto e il saluto ciao, ciappalonga e da uno striscione con il nome Jacopo colorato dalle mani degli amici del liceo artistico e donato alla famiglia, stretta da tutti i presenti in un grande abbraccio.